Si può partire, comincia ora il derby castellano. Sebastianelli, in mezzo per Davide, ora Covelluzzi, la conclusione finisce al lato della porta difesa da Alessio Tomaino. Tentato il tiro, ma attenzione alla ripartenza della squadra di Ciampino con Covelluzzi. Barone cerca di liberarsi di qualche avversario, non ci riesce, c'è la ripartenza, attenzione Priori, Sebastiani, trova il muro Sebastiani. Libera di Priori, Cannatà, ancora Cannatà, davanti al portiere Cannatà, per Covelluzzi, esce la respinta di Marco Priori. Fischia l'arbitro, parte Barone e c'è il gol piazzato Alessio Tomaino e si aprono le marcature quindi qui al Pala Tarquini di Ciampino quando siamo al 28esimo. Ci pensa a Barone a spezzare l'equilibrio. Il pallone per Fimmanò, attenzione a Sebastianelli, il diagonale vincente che beffa Tomaino. E si ricomincia. E Priori intercetta un buon pallone, si libera bene di Tapia, ancora Priori, pallone sui piedi di Faiola. Cannatà per Covelluzzi, malinteso e può ripartire il Castelfontana con Cavallo. Trova la traiettoria perfetta Cavallo e riapre il match, dimezza lo svantaggio. Cannata per Covelluzzi si gira bene e riporta subito il vantaggio a 2 lunghezze, il numero 16 Mirko Covelluzzi. Larga Priori per Fimmanò, si accentra Fimmanò, scarica ancora per il numero 2, adesso Pacchiarotti, si libera del portiere! Ed eccolo qui il 3-2 marinese con il numero 23 Francesco Pacchiarotti, aiutato anche da una deviazione. Cavallo che recupera un buon pallone, Cavallo contro Re Davide, se ne libera Cavallo! Vicinissimo al 3-3 il Castelfontana.
ancora Re Davide, Sebastianelli, stesso movimento di prima, ora Barone, Covelluzzi! E trova questa volta il 4-2, che significa doppietta personale per il numero 16. Pacchiarotti gioca malissimo il pallone e allora Masi trova il sigillo finale del match. Giocato malissimo il pallone da Pacchiarotti. E termina qui il match. Finisce 5-2 scusate, per la squadra di casa e quindi altri 3 punti per la classifica della squadra di Emanuele Di Vittorio. Molto brutta invece la situazione della squadra ospite di oggi. Sì, è stata una partita molto dura. Abbiamo sofferto molto al primo tempo, poi gli ultimi 10 minuti siamo andati in vantaggio sul 2-0, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0. E siamo contenti della vittoria, perché questo è un derby, siamo contenti. Prima squadra anche, sono rientrato adesso dopo 2 mesi di stop per infortunio, speriamo che vada ancora meglio per i gol. Delle ripartenze che sbagli, poi ecco, rischi che vai a toccare, loro sono stati bravi, le occasioni che ci hanno avuto hanno segnate e tu magari quello che hai fatto è andato tutto all'aria perché hai perso. Doveva essere più cinici davanti alla porta, soprattutto al primo tempo, poi abbiamo fatto degli errori individuali che ci hanno pagato. Sono contento perché è stato un derby tirato, è stato un derby corretto, che è quello che doveva essere, e questo è calcio a 5 sport, nient'altro. La partita mi spiace perché perde così, anche se poi chi segna c'ha sempre ragione, io sono onesto, hanno vinto meritatamente, punto.